Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 17, campionato B-Win dopo l'esordio al San Nicola Bari, la prima di Beppe Iachini davanti al suo pubblico, l'esordio a Luigi Ferraris con la seconda in panchina per lui come per Agattino Cuttone che cerca conferme, la fiducia della società, compito difficile fare punti a Marassi, almeno è quello che vuole Iachini, occhi da tigre, un 4-3-3 d'attacco, cuore e carattere per iniziare la sua rincorsa verso il Torino, pensieri diversi per il Modena che deve salvarsi e uscire dalla zona rossa della classifica, minuto di silenzio per le vittime di Messina, poi fischio signor Massa di Imperia. Comincia subito la Samp, pericolosa in avanti, angolo di Palombo, pallone buono per Castaldello che di piatto colpisce il palo, grandissima occasione davvero per la Samp, si salva il Modena, si salva Cuttone, subito la Samp però ancora al 24esimo con Pietro Raccardi che ci prova di sinistro, non si coordina benissimo, la sua conclusione finisce alta, minuto 25, un solo minuto, ancora la Samp in avanti, ci prova questa volta con Pasquale Foggia che si accentra, carica al sinistro, tiro però che finisce fuori alla sinistra di Caglioni. Altro minuto, altra occasione per la Samp, ancora Castellini, pallone buono per la corrente, Bertani ci prova di sinistro, tiro al volo, tiro che però finisce fuori, minuto 36, lancio lungo di Simone Bentivoglio per Cristian Bertani, area di rigore, carica al sinistro, pallone sulla traversa, clamorosa occasione, Samp sfortunatissima, dopo il palo di Castaldello, la traversa di Bertani a dire di no alla Samp, al suo vantaggio. Minuto 42, altra occasione per la Samp, ancora con Foggia che di petto mette giù il sinistro però è da dimenticare, si dispera ancora il fantasista blu cerchiato. Minuto 47, altra occasione Samp con De Sena, pallone per Foggia che punta a Milani, pallone nel mezzo, arriva a Bentivoglio col destro, anticipa Turati, supera Caglioni, Samp 1, Modena 0, rimane però a terra Greco, Samp che ha proseguito, il Modena si arrabbia tantissimo, mentre rivediamo la rete di Simone Bentivoglio. Si arrabbia Perna, si arrabbia tutto il Modena, Cuttone compreso, imbarazzo per Massa che ha difficoltà a contenere la rissa, 3 ammoniti, Ciaramitaro, Romero e Turati, rissa che prosegue anche nel tunnel di Luigi Ferraris, inizia la ripresa, non c'è Greco ma stanco, mancano Cuttone, il vice e il preparatore dei portieri espulsi, c'è Guardalben che fa l'allenatore aggiunto, subito però un altro Modena, subito con Di Gennaro pericoloso, c'è Romero a dire di no, poi l'azione però prosegue ancora con Ciampà, pallone buono per Nardini che lo gira subito sulla destra dove c'è Di Gennaro, lo stoppa di fronte a sé Acosta, guarda l'inserimento di Stanco col destro al volo, pallone dentro ma è fuori gioco, gol annullato per il Modena al terzo minuto con Stanco, ma è un altro Modena, l'abbiamo detto, con De Vitis ancora pericolosissimo, prova l'acrobazia ma c'è Romero a dire di no, la Samp che scompare dal campo e del Modena approfittarne, ancora al 25esimo, pallone ancora lungo per Nardini al volo, c'è Romero a dire di no ancora una volta all'argentino, poi però al minuto 38 cross per la testa di Ciaramitaro, nulla da fare per Romero questa volta, il pallone dentro, 1-1 tra Samp e Modena, esultanza di rabbia quella di Ciaramitaro, grande cuore del Modena, ma quante colpe per la Samp che è scomparsa letteralmente dal campo, quante colpe anche per Accardi che si fa superare da Ciaramitaro, il secondo replay, l'angolazione diversa per vedere ancora una volta lo stacco di Ciaramitaro, la battuta vincente per lui, nel finale minuto 45 piova Cari la palla del 2-1 ma la spreca così di sinistro, lui che è subentrato a posti nel finale, finisce dopo 3 minuti di recupero la seconda di Iachini che non riesce a sfatare la maledizione Luigi Ferraris, finisce tra i fischi dei suoi tifosi per l'ennesima gara non chiusa dalla Samp, c'è un punto d'oro invece per il Modena nella sua salvezza.